Con noi Luca Giaroni, mister, io sono stato in difficoltà nel commentare un 5-1 interno, lo definisco un risultato bugiardo perché fondamentalmente invito tutti a rivedere la partita fino al momento del 2-1, quindi a 10 minuti dalla fine la tua squadra aveva giocato un ottimo hockey secondo me. Sì, è veramente difficile da commentare questo risultato. Più che altro perché, vabbè, noi sapevamo che loro comunque sono una squadra molto organizzata, sono una squadra molto fisica, sapevamo che sarebbe stata comunque dura per tutti i 50 minuti perché il Montecchio ha visto anche le altre partite che ha fatto, è una squadra che non molla mai. Certo è che noi stasera abbiamo sbagliato veramente troppo, abbiamo sbagliato troppo e purtroppo la legge dello sport è questa. Chi sbaglia, gol sbagliato, gol subito e stasera purtroppo è successo così. Poi il gol del 2-1 ci ha tagliato un po' le gambe, soprattutto a livello mentale. Poi vabbè, il 5-1 è addirittura troppo esagerato. Però purtroppo è andata così, dobbiamo ripartire comunque, ecco. Hai fatto un grande lavoro nel riportare i tuoi al chiudere l'andata al quinto posto, che è un risultato oltre ogni la più rosea aspettativa. Adesso però secondo me è un lavoro ancora più difficile, cioè far capire ai tuoi ragazzi che la prestazione di questa sera è molto positiva, almeno quantomeno per, non so, tre quarti di partita. No, no, quello sicuramente, adesso ci siamo parlati un attimo negli spogliatoi, ovviamente c'è molta delusione per la sconfitta perché ovviamente quando si perde non si è mai contenti, però comunque i ragazzi sono tutti convinti del lavoro che stiamo facendo e sono tutti convinti che abbiamo le possibilità per fare bene. Poi è ovvio, adesso bisogna resettare un attimo questa sconfitta, soprattutto a livello mentale, e ripartire già da lunedì con l'allenamento pensando già alla prossima partita di Trissino e cercando di prepararla nel migliore dei modi. Poi sai, questo purtroppo è un campionato quest'anno troppo strano perché 1-2 dove c'è un girone dove giocano in ciabatte fondamentalmente e l'altro girone dove ogni partita è vitale. Tenendo conto che noi adesso sì siamo quinti come hai detto tu, però la seconda che retrocede è un punto dietro di noi, quindi sai anche a livello proprio di pressioni è un campionato strano questo, è un campionato veramente strano, però noi nel girone di andata abbiamo comunque dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti tranquillamente. Poi ovvio nello sport non sempre si può vincere, non sempre magari si pensa una partita e viene fuori la partita che hai pensato, tante volte gli episodi incidono. Però niente, noi adesso dobbiamo resettare, come ti dicevo prima, trasformare questa delusione in positività per le prossime partite che ci aspettano. Ok, ringraziamo mister Giaroni.